Stiamo sempre qui, Nicola Uevi, sta sempre a parlare di cose del sociale, per cercare un po' di stare meglio noi tutti italiani, per fare queste piccole trasmissioni da 5 minuti ognuno. Noi le facciamo io e mia amica, lui che ha picca delle gambe, io aspettato qua, scusa se l'immagine non è pura, non è bella, però la sostanza è quella che conta, avete capito? La sostanza è importante. Scusateci ancora se le ripeto, anche nonostante tutto con la telecamera il mio amico fa miracoli, è vero che già sono miracoli, che già normale faccio schifo e vedendomi qui dentro sono un po' più carino, l'ha detto pure mamma. A questo punto che vi voglio parlare? Io vi voglio parlare di fare una Costituzione nostra, di dire per stare bene in Italia, pure il più grande scema come me a può fare. Guardate un po' io che propongo all'Italia. Allora, sentitemi bene, ascoltatemi e dopo dite se siete d'accordo. Tutti i parlamentari che si presentano per le elezioni non potranno avere né loro né deputati né senatori né più di 5.000 euro al mese e di pensione 2.000 euro. Pensa che 5.000 euro una povera signora ce la fa, vivrete sempre nel lusso e in tutto. In più non avete rubato, ci dovete presentare prima di andare al Parlamento. I vostri conti correnti devono essere ufficiali, hanno guardato tutti quanti. Tutti devono vedere quanto ci avete, voi, familiari, parenti e tutti quanti. Dice no, ma questo è un po' difficile. No, sì, è difficile, lo vedo. Però se tu vuoi bene veramente all'Italia, ti presenti, perché cerchi di salvarci. Ecco, e questa è la verità. Poi le pensioni, perché dobbiamo dare le pensioni di 50 milioni, 50.000 euro a persone, mentre altri ne prendono semplicemente 400, non possono vivere? È normale? No. Allora io dico, quelli che prendono 50 milioni e ne prenderanno 5 soltanto, altri 45.000 euro, potranno certamente salvare tantissimi lavoratori e ne prendere 400. Vedi quando ce ne stanno. Magari loro vivranno sempre meglio, faranno meno sporchizzi perché che soldi che si comprano, le mine squille e tante altre cose sporche troppo e vogliono fare i viziosi. Lasciate stare che campate anche meglio. Date questa possibilità, è la mia proposta politica, di far vivere tutto il buono. Quando voi fate star bene la persona normale buona, che lo date 1.000-1.200 euro al mese, che non è niente, perché se diminuiamo tutti i vostri stipendi come sono attualmente, che fanno schifo, staremo bene tutti. E questo si chiama democrazia. Io non ho capito voi come democrazia che intendete. Io di politica non capisco niente, io capisco quello che vedo e capisco, se io non capisco niente di politica, voi manco voi sapete niente di politica, voi siete semplicemente ladri. Non avete un gocciolo, una piccola cosa di coscienza umana. Non me ne importa che un povero imprenditore si ammazza perché un po' da mangiare i suoi dipendenti. Se voi avete fatto come quel signore, certamente ne sa, adesso mangeremo tutti quanti. Che vuol dire questo? Vuol dire che voi siete cattivi e noi poveretti siamo buoni. Allora, diamo la priorità alle famiglie, facciamola stare bene, fate una cosa buona una volta nella vostra vita. Ecco, queste sono le mie proposte, voi avete altre proposte. Ditemele, portatele, perché noi facciamo un bel statuto nazionale da poter presentare alle elezioni, va bene? Nessuno avrà poteri massimi, ma tutti quanti vivremo bene, perché non ci sarà più tanta ruberia, c'era un po' più di onestà. E io che vi chiedo un po' di democrazia vera, non quella che intendete voi, va bene? Perciò signori, scusate se noi ci sforziamo per dire questo,
Questo è anche qualcosa molto sensibile da parte nostra, da parte dei miei collaboratori, per far arrivare a voi. Mo stasera rimane in Mauriano prima a mangiare, perché pure noi andremo sotto, ma non ce ne importa, perché la nostra soddisfazione è far sapere a voi, avere questa possibilità di far sapere a voi come stanno le cose. Allora, mettiamoci d'accordo. Allora io vi do Nicola Uwe, che ci saranno due indirizzi mail, Nicola Uwe, W poi in sovraimpressione me la metto, che voi, Nicola Uwe, @hotmail.it oppure gmail.com. Ecco, queste sono le due mie email, mandatemele, che io le vostre proposte, che io le esamino, se sono belle e se non è, le mettiamo insieme e faremo un nuovo statuto. Da oggi incominciamo a fare uno statuto semplice, quello che sta bene a tutti quanti, senza naturalmente trovare cose che fanno schifo, che sono di ribrezza e che non fanno parte di una persona cristiana. Vogliamoci bene, che la cosa più bella, stare bene tutti non è un male, è qualcosa che Dio ce l'ha promesso. Oggi è il 27/3, lo dico per ricordare a tutti quanti, voglio vedere quanta gente mi manderà le sue email per dirmi delle proposte. Allora, detto questo, io vi aspetto, vi ho dato gli indirizzi, mandatemi, che poi dopo ci faremo sentire nella sede e nel punto giusto. Un bacione, scrivetemi, vi voglio bene, un abbraccio circolare a tutti quanti. Uè, uè.